Allora, adesso andiamo dai nostri produttori, allevatori in modo particolare, così ci raccontano anche il dietro le quinte, perché è la cosa che anche interessa molti che ascoltano, poi anche colleghi tra l'altro vostri, ma non solo. Cominciamo da lei, indifferente, quindi vediamo un po' di capire come nasce la sua attività, come si articola, ci racconti un po' il suo lavoro. Beh, io ho iniziato da giovane a fare, perché mio padre aveva già l'azienda agricola, sempre vacche da latte. Io sono partito, avevo 14 anni, per passione ho seguito un'attività familiare, quindi. Attività familiare. Quanti animali avevate? Beh, inizialmente una ventina. Mio padre al suo tempo, e dopo abbiamo sempre aumentato, finché adesso siamo circa su una novantina di capi in mungitura. Quindi una realtà significativa. Esatto, ho fatto grossi investimenti, ci sono stati degli anni che permettevano anche di fare questi investimenti e dopo abbiamo puntato tantissimo sulla qualità. Come? Cosa vuol dire puntare sulla qualità? Prima cosa l'alimentazione degli animali, che deve essere super seguita con prodotti tutti sani e controllati. E lì è un costo, tra l'altro. E quello è un costo. E dopo la struttura, il benessere animale, nel senso che gli animali devono stare bene, devono essere a suo agio. Perché lì c'è una produzione migliore di latte. Esatto, no? Ci sono molto meno malattie, ci sono molto... Quindi il benessere animale che ha degli investimenti, ha dei risultati, però naturalmente implica un certo tipo anche di dedizione, di impegno, la pulizia, tutto quello. Infatti, l'igiene. L'igiene in particolare. Meno farmaci, come diceva lei, se l'animale sta meglio. Esatto, meno farmaci, il minimo indispensabile, insomma. Dopo il latte viene controllato ogni raccolta, viene fatto l'analisi per vedere bene il grasso, proteine, cellule, carica batterica e deve avere parametri sempre costanti che rispettano. Perché dopo voi lo conferite? Io lo conferisco a una cooperativa, alla Granarolo, e di conseguenza questa è Gran Latte, anzi sarebbe la cooperativa Gran Latte, che è della Granarolo, e che sono molto rigorosi come qualità, proprio pretendono il minimo errore che può essere, si blocca tutto. Dunque c'è un gran impegno, 7 giorni alla settimana, a 30 o 30-35 al mese, 365 giorni all'anno, compreso Natale, Pasqua, sempre. Quanti siete in azienda? Sono io un dipendente. Quindi siete soltanto in due? Sono in due. Periodi un po' con più lavoro anche nei campi, perché c'è anche tutto il terreno, e là chiamo qualche altro aiutante, qualche avventizio, assumo qualche altro personale, però è un impegno molto molto grosso. Assolutamente, no, ma infatti il fatto stesso che lei dice siete in due, siete 365 giorni all'anno. Ferie non ci sono. Non ci sono, o la giornata 2, qualche volta periodi un po'. Margine di guadagno? 0 adesso. Cioè sopravvivete? Sopravviviamo. Ma dall'Europa arriva qualcosa, un aiuto che può... C'è il premio della PAC, come sui cereali, e qualcosa anche nel latte, ma a livelli proprio bassissimi. Quando invece dovreste avere una vostra redditività, esatto. Assolutamente. Allo stato attuale quanto vi viene pagato il latte al litro? Io con la Granarolo, con la cooperativa là, siamo sui 35-36 centesimi. È basso? È ancora basso. Lei che costi sostiene? Circa sui 40-41 ci sono. Quindi va sempre in perdita. Come riesce a compensare la differenza di perdita? Lavorando tantissimo io, facendo fare meno ore ai dipendenti, e un po' aiuto anche familiare, la moglie qualche volta mi aiuta. Quindi solo da quel punto di vista lì, infatti. Ai noi, adesso sentiamo anche l'altra storia. Leggendo il messaggio, direttore presidente, che cosa ne diamo un attimo, se ce lo rimette in onda alla regia, che così lo possiamo leggere, perché un po' è quello che si chiedono anche tanti. Possibile che il nostro governo non riesca a difendere la nostra posizione in Europa, ma quali interessi ci sono dietro? Ferruccio da Bassano. Difficile capire quali interessi. Interessi sono degli interessi delle multinazionali probabilmente, quindi da parte del governo italiano c'è stata poca attenzione soprattutto sulla questione delle
le quote latte, e quindi su questo noi stiamo ancora superando. Stiamo pagando ancora. Stiamo ancora pagando una situazione difficile di crisi del settore, soprattutto per la questione delle quote, che abbiamo accettato una situazione di questo tipo come governo. Oggi stiamo solo subendo da parte. Perché poi si è rivelato un errore, cosa è stato quel discorso delle insomma, quote latte? si è rilevato un errore, certo, perché voglio dire, noi produciamo il 60% del nostro fabbisogno, l'altro 40% lo dobbiamo importare. Tra l'altro, se mancanza anche in parte dell'analisi, della qualità, del tipo di latte che noi importiamo, e quindi su questo le nostre aziende si sono trovate in grossissime difficoltà. Tra l'altro oggi si sono indebitate, perché le nostre aziende qui presenti anche si sono indebitate perché hanno acquistato le quote latte per produrre un po' di più nelle loro aziende, per avere un'azienda che rispondesse più alla tecnologia anche quantitativa del proprio latte. Si sono indebitate, hanno speso soldi per comprare le quote latte, ed adesso, novembre 2015, le quote latte non ci sono più, quindi loro hanno investito, hanno speso soldi per poi vedersi il valore delle proprie quote latte a zero. Quindi voglio dire, se questa è la politica del nostro paese, insomma, ne abbiamo tanto da dire, su questo. Assolutamente. Miei amici allevatori si fanno pagare 0,35 al litro il latte. Mi domando come fanno a sopravvivere con l'imposizione fiscale che c'è in Italia. Pazzesco. Non c'è risposta, qui c'è domanda e risposta tutta in uno, e anche noi siamo meravigliati di quello che sta succedendo, e che la politica non riesca a essere incisiva a difesa di un'attività primaria qual è questa, che non è che è primaria solo chiusa a se stessa, ma è bensì una cosa utile a tutti e un volano che potrebbe rilanciare l'economia sotto tantissimi aspetti e anche sotto tantissime altre forme imprenditoriali che abbiamo in Italia. Potrebbe essere, e quindi mi meraviglio che non si voglia difendere veramente a spada tratta un settore qual è quello agricolo e qual è quello della produzione del latte. Pensiamo che nel dopoguerra i nostri nonni, i nostri bisnonni vivevano di polenta e latte, cioè quando si svegliavano la mattina l'alimentazione primaria era questa. Assolutamente. Lo chiedo un po' a voi, perché è ovvio che viene da sé leggendo anche questo messaggio, ma qualora venisse riconosciuto un prezzo superiore, quindi 40, ipotizziamo, quello che può essere, avviciniamoci il più possibile alla realtà, dicono benissimo, ci rifacciamo sul consumatore finale. No, aumentiamo il prezzo del latte finale, oppure la GDO ha un margine, perché sappiamo che viene venduto comunque a un prezzo superiore a quello che viene comprato a voi, quindi c'è il margine di guadagno. Il margine è veramente tanto alto, su cui ci potrebbero veramente giocare, si potrebbero muovere senza toccare il prezzo finale al consumatore. Come sta? Ecco. Assolutamente sì, nel senso che non ci deve essere sicuramente. Hanno dei margini molto alti. Ma certamente, cioè l'hanno detto i nostri allevatori pagano, viene pagato il loro latte a 0,35, 0,32 centesimi. Insomma, viene venduto al supermercato a 1,40 €, cioè sicuramente c'è margine, però per non parlare poi sulla questione del formaggio, là c'è ancora più margine. Abbiamo delle filiere lunghine. Quindi abbiamo delle filiere lunghe, su questo penso che, voglio dire, se alziamo un po' l'asticella ai nostri produttori per restare nel mercato, se avessero un margine più basso, penso che ai nostri consumatori non ci dovrebbe essere nessuna differenza per quanto riguarda il prezzo finale, sia del formaggio che per quanto riguarda il latte. Ricordiamo che i nostri produttori producono latte di alta qualità. Bravissimo, alta qualità cosa vuol dire? Aspetti che c'è un altro messaggio, non sono un lavoratore agricolo, ma penso che questa attività sia veramente faticosa, e a renderla ancora più pesante c'è la nostra politica che non sa niente o poco di questo settore, che dovrebbe essere una nostra eccellenza. Questo da Verona. Di fatto sembra proprio quello che si era detto. Prego. L'alta qualità è un prodotto che viene controllato ogni giorno sia dall'industria lattiero-casearia, anche dal servizio veterinario. Un prodotto che viene, intanto ci deve essere il requisito dell'alimento per produrre latte di alta qualità, come il benessere degli animali. Quindi quello che si diceva, benessere animale, l'alimentazione dell'animale, come viene trattato. Mungitura normativa, sale di mungitura, vasche di raffreddamento, e dopo l'alimentazione, che gli animali non possono essere alimentati con qualsiasi tipo di prodotto, devono avere alimentazione tutte certificate, sia riguardo degli OGM e anche oggi come oggi le aflatossine, non puoi utilizzare certi tipi di fasciati o mangimi, tante cose hanno un'alimentazione che ti richiede l'industria proprio trasformatrice
per latte di alta qualità. Però con un litro di latte di alta qualità l'industria ne fa 10 di latte intero che va in supermercato, perché ha dei requisiti 10 volte superiori. E dopo dobbiamo paragonare con un litro di latte italiano di alta qualità. È come acquistare un capo di abbigliamento italiano e un cinese. Il latte estero possiamo i valori nutrizionali sono diversi. Sì, tutto diverso. Quindi, il nostro latte di alta qualità è munto entro 24 ore, va lavorato. Il latte che viene dalla Comunità Europea a 4, 5, 6 stagioni assorbe 2-3 pastorizzazioni, oppure addirittura pollo della cagliata, che è un latte già lavorato, è stato il siero, viene messo sotto vuoto e dura 4, 5, anche 10 anni, e dopo fanno il formaggio. 10 anni? Sì, la cagliata sì. Sotto vuoto ha durato anche 10 anni, decennali. Cioè magari noi mangiamo un latte vecchissimo. Usano il latte che viene dai paesi extracomunitari. Questo sarebbe con la lunga conservazione sostanzialmente, perché non c'è la tracciabilità completa. Parli delle paste filate, vanno fatte tutta la cagliata estera. È l'unico paese, è la Germania. Pasta filata sarebbe la mozzarella comune. Mozzarella, scamorze, filante, fontina, tutte le cose. Cagliate vecchie. No, cagliate, sono cagliate fatte con il latte, però trasportare 300 quintali di latte dalla Germania all'Italia ha un costo. Trasportare 300 quintali di cagliate da 300 quintali di formaggio. E invece 300 quintali di latte non ti fa 300 quintali di formaggio, te ne fa un litro di un quintale di latte produce dal 10 al 13% di resa. Cioè sostanzialmente il costo di trasportare un latte in polvere, un latte che è stato lavorato. Il latte in polvere è tutto un latte diverso, perché di latte sul latte in polvere ormai non ce n'è più, c'è solo prodotti vegetali all'interno. Okay. Possiamo dire che il latte in polvere va utilizzato per fare il formaggio, sia va alimentato sia i vitelli che ha fatto il formaggio, ma il latte in polvere è lo stesso, non cambia tanto. Assolutamente. Concorda con questa? Sì, sono perfettamente d'accordo. Quindi alta qualità, siamo sicuri che è un latte che è di alta qualità italiano, è un latte nostro, genuino, eccetera. Sì. In altri casi non c'è una normativa per poterla non c'è nessuna certezza di tutto l'estero che prodotto sia. Non si sa da cosa. Ecco, un latte alta qualità, che quindi lo si compra da frigo sostanzialmente. Sì. Che durata però può avere per il consumatore? 3-4 giorni mi sembra che sia. Sì, 3-4 giorni, quindi qua ci rendiamo conto della differenza della vita di un latte, insomma, e principi nutritivi sono completamente diversi. Sono garantiti come sempre come grassi e proteine che devono avere quella soglia. Quindi ci sono anche là dei parametri che devono essere rispettati. Che devono essere rispettati. E dopo deve partire in particolare anche come carica batterica e cellule somatiche che siano molto molto basse dalla partenza. Quindi già animali sani, controllatissimi, esatto, che non possono perché se il latte parte con già 1 milione di cellule somatiche, con la pasteurizzazione si abbassa, però perde il gusto, perde completamente tutte quante le proteine, perde un po' tutto. Che cosa resta? Acqua bianca. E se invece parte con cellule somatiche molto molto basse dalla stalla, con una minima pasteurizzazione restano tutti quanti i gusti, i profumi del latte come se fosse appena molto. Ecco, c'è una minima pastorizzazione, giusto? Sì, una minima pastorizzazione deve essere sempre fatta. In modo che si abbatte la carica eventuale di tutela. Quanti gradi? Sono 72 gradi e mezzo per 22 secondi. Per? 22 secondi. 22 secondi, 72 gradi e mezzo, quindi una cosa matematica ben precisa. Va raffreddato, 72 gradi e mezzo, va raffreddato direttamente, non è che soffre il latte. Certo. Perché in 25 secondi da 72 gradi passa a 35 o 30, dipende, o anche a 4 gradi, dipende l'utilizzo. Se va fatto i formaggi va raffreddato dai 30 ai 40 gradi, se va fatto il latte a 4 gradi. Certo. Ma in automatico. Ecco, lei vive la stessa situazione del collega? Identica, non c'è. Quanti animali ha? Beh, noi abbiamo sui 100 capi in lattazione. Quindi più o meno siamo lì? Sì. Adesso noi un 30% del latte lo trasformiamo in azienda che facciamo i mercati agricoli. Il 70% viene conferito alla latteria a Basso, Paderno e Grappa, non fanno il montaggio. Un DOP? DOP, è l'unico formaggio che ancora non riescono a fare con la latte estera. Che non riescono a farlo. Quindi anche la non DOP non si può fare con la latte estera? No, proprio con la qualità del latte estero non riescono a fare il morlacco. Il grana padano, il montaggio dell'esausto, il morlacco è l'unico. Il morlacco non si riesce a fare. Loro dove fanno solo con latte di burlina, dei pascoli in montagna, adesso sono arrivati anche alla pianura perché latte non ce n'è più.
Ah là, caspita. Quindi voi Morlacco, il vostro è Morlacco. È un latte che Ma perché che caratteristica ha il vostro latte per poter fare il Morlacco rispetto al latte magari suo di una zona vicina? Perché il Morlacco è un formaggio fatto da latte crudo, non pastorizzato, deve avere una carica proteica bassissima, le cellule, come diceva il collega, e anche avere il grasso molto alto e le proteine, per avere una lavorazione. È un formaggio diciamo ricco di grassi. Non è un formaggio umano. Sì. Quindi gli animali devono essere nutriti diversamente, sono una razza diversa? Non possono mangiare insilati o fasciati, ma sono alimentati tutte materie prime, diciamo mais, soia, orzo e a fino secco, non a fasciati. Quindi si nutrono bene, insomma, sono dei buon gustai. L'alimentazione è migliore, non è che abbiano mangimi. Sono buon gustai. All'interno del mangime non sai cosa c'è all'interno, invece sulle materie prime e tutte le certificazioni. Quindi a seconda non è una razza diversa? Una volta si usava la borlina a fare il Morlacco, adesso è in estinzione, gli allevatori montani non lo tengono più perché non c'è il margine, lo fanno un po' con tutto il latte. Però con alimentazioni diverse. Sì. Però con lo stesso latte voi fate delle vostre produzioni o con latte diverso, sempre lo stesso? No, sempre quello che ci serve lo utilizza il pomeriggio, al mattino viene alla cisterna e porta via il latte rimanente. E quindi vi siete inventati questo lavoro per cercare di compensare a quel famoso gap di cui si parlava, però anche questo vuol dire un investimento? Sì, beh, è un investimento enorme, perché se devi aspettare, il caseificio che devi chiedere il servizio veterinario adesso per fare la trasformazione dell'azienda è quasi un caseificio industriale. Non hai il bolino CE perché non hai le dimensioni, però hai gli stessi macchinari, pastorizzatori, caldaie, tutto uguale a un caseificio industriale. Le dimensioni sono ridotte, però il sistema di lavorazione è identico. Controlli, tutto quanto, analisi. E voi così però riuscite a starci un po' più dentro? C'è un margine guadagno diverso, anche il consumatore non capisce ancora il valore del formaggio prodotto trasformato da noi e il formaggio trasformato dall'industria. Perché se il consumatore finale guarda la qualità è una cosa, se guarda il prezzo noi siamo molto superiori alla grande distribuzione, perché per prendere dei supermercati lo vendono a metà di noi, perché dopo lo tagliano con latte estero che ha un costo molto, molto più basso del nostro. Ai noi. Ecco, l'idea di fare, come un po' succede frequentissimo, per esempio nel sud Italia, tantissimi produttori hanno anche il caseificio attigo, insomma ormai questo è un caseificio appunto sommario, poi magari conferiscono. Come ha fatto il collega, può essere una strategia per compensare i costi, oppure l'investimento richiesto è inizialmente veramente importante? Sicuramente l'investimento è importante, dopo bisogna vedere un po' l'azienda come è strutturata, se ci sono personale magari familiare, perché se devi sempre compensare con la famiglia che deve dedicarsi a questa attività. Quindi se devi assumere altro personale, fare l'investimento più altri operai con i costi che ci sono anche dei dipendenti, perché sono costi proibitivi ormai, non ci si sta dentro. Chiarissimo, quindi voi avete fatto uno sforzo, siete riusciti? Sì, sempre nel 2010 la trasformazione, lo spazio aziendale lo facciamo aprire con i mercati agricoli che fa la CIA nelle diverse piazze. Certo. Comincia adesso a vedere i primi risultati. Però la persona che prova torna, quello dice ma sei molto più caro del supermercato, vai al supermercato. Bisogna spiegarglielo, raccontarlo. Perché al supermercato adesso mettono latte italiano, il latte italiano è composto dal 90% del latte estero, dice latte italiano. Ed ecco, ho toccato un altro aspetto, bravissimo. E qui torniamo con il direttore, il nostro presidente. C'è scritto latte italiano, ma non è detto che sia tutto latte italiano. Ma italiano non è. E italiano non è. Torniamo dopo la pubblicità. Bravo.